Quali sono le abilità dell'attore? Le abilità dell'attore sono tantissime e sono le stesse che dovrebbe avere anche chi lavora davanti a un pubblico, per cui anche un comunicatore. Skills è pensato proprio a tutte queste persone. Dall'11 al 15 luglio 2022, recitando a Padova, ci occuperemo per 4 ore dalle 19 alle 23 di tanti argomenti. Lunedì 11 luglio cominciamo con la preparazione fisica, il training fisico dell'attore. Riconoscere le cerniere, le linee e la postura dell'attore e che cosa vuol dire lavorare su uno spazio scenico e gestire il peso del corpo in questo spazio e anche le relazioni tra i vari corpi di una performance teatrale. Invece martedì 12 luglio appuntamento con la voce, training voice, riscoprire o scoprire, conoscere la propria voce come strumento fondamentale di espressività. La voce molto spesso caratterizza l'attore stesso o comunque sia chi parla davanti a un pubblico. Ecco per cui che andremo a vedere tutta una serie di esercizi di riscaldamento vocale, respiratorio, fonatorio, articolatorio e soprattutto come si proietta la voce in maniera corretta senza farsi male. Mercoledì 13 luglio invece andiamo a lavorare su quelle che sono le regole principali per stare davanti a una videocamera o lavorare su un palcoscenico. Molto spesso l'attore è impegnato in tante cose, ricordarsi le battute, i movimenti, rispettare le luci e ci si dimentica delle cose fondamentali di base, per cui molto spesso ci si ritrova o di spalle al pubblico oppure perfettamente impallati da un altro attore. Fissare queste regole è un must che chiunque salga su un palcoscenico o si muova davanti a una videocamera deve imparare a ricordarsi sempre. Giovedì 14 luglio invece andiamo a lavorare sulle regole della lettura espressiva. Saper leggere correttamente vuol dire imparare anche a preparare correttamente un personaggio, ma soprattutto rendere dinamica e interessante una lettura in pubblico. Infine, venerdì 15 luglio 2022, ultimo appuntamento di Skills, le abilità dell'attore. In questo appuntamento interamente dedicato alla comunicazione attraverso la propria immagine, andremo a capire chi siamo, come comunichiamo e come appariamo agli altri e quanta distanza c'è tra quello che pensiamo di essere e quello che effettivamente comunichiamo. Io vi aspetto, sono Vittorio Attele e per tutte le informazioni e le iscrizioni potete andare sul sito www.recitando.it. Ciao, vi aspetto a luglio. Ciao.